Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo, il vostro Marietto veneziano vi dà un consiglio, e cioè fate dei bei pranzi perché soprattutto, non crede a quello che dice Marietto, soprattutto quelli che non hanno preso le protezioni, il sigillo 6 di Marte che è importantissimo, o il ciondolo magico di Ildegard Marietto veneziano. Per quelle persone che purtroppo seguono il talk show di regime, la narrativa del regime, la narrativa che ha creato milioni di ipocondriaci, mettendo le veline addirittura, oltre che i biologi e i virologi e gli immunologici, a sparare di tutto e di più nel periodo del Covid, che la tira ancora a lungo mentre tutta l'Europa ha già tolto il Green Pass. Qui nello Stato italiano vige ancora questa dittatura farmacologica e, come ho detto in altre pillole, fra qualche anno, non perché lo dice Marietto, ma perché lo dicono fior di premi Nobel, molto probabilmente questo siero sperimentale che dovrebbe finire la sua, come si dice, la sua, potremmo dire, il suo esame nel 2023, molte persone dopo quel periodo incominceranno sicuramente a avere delle problematiche che ancora oggi non si conoscono e sicuramente non saranno felici. Ma il Marietto vi dice a tutti quelli che non hanno le protezioni vibrazionali per il corpo eterico, per tutti quelli che seguono le vedine che si erano improvvisate biologhe, virologhe, insomma di tutto abbiamo visto in questi talk show di 2 anni, in tutti quelli che dicevano che l'Italia era in ripresa durante gli ultimi 6 mesi, quando Marietto diceva che saremmo andati incontro a 14 milioni di nuovi poveri, a tutti quelli che continuavano a dire che va tutto bene, il vostro Marietto dice incominciate a fare dei bei pranzi e ingrassate più che potete, perché oltre al Covid e a queste patologie nuove che non si conoscono ancora per i sierati, oltre a questo aumento che ha ammazzato questa ripresa fantastica che si doveva creare ma che non è mai nata, il vostro Marietto dice che quando guarda e quando vede queste trasmissioni dalle TV di questi profughi ucraini che fino all'altro giorno, fino a 15-16 giorni, 16 giorni fa, banchettavano con i propri familiari e adesso sono profughi senza niente, hanno perso tutto, chi la casa, chi i familiari, chi ha i familiari in guerra. Beh, in questo momento queste persone qui sicuramente penseranno anche a quei bei momenti in cui mangiavano. E quindi il vostro Marietto consiglia a tutte quelle persone che non credono alle cose che diceva il Marietto, e il Marietto ha sempre detto che dal 2020 al 2029 in Europa sarebbe arrivato un periodo veramente importante. Beh, a tutte quelle persone il Marietto consiglia: fate un bel pranzo di quelli che vi fa ingrassare, perché fra qualche tempo arriveranno periodi che l'unico ricordo bello, molto probabilmente, saranno questi pranzi. Mm? Bene, cari amici, io vi saluto, vi dico continuate a mangiare bene perché arriveranno periodi in cui questi saranno dei bei ricordi. Ormai la Russia è come una valanga lanciata, non possiamo permetterci e pensare di stare davanti alla valanga e che la valanga si sposti. Mm? Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, ricordatevi, sigillo 6 di Marte importantissimo, e anche chiaramente il ciondolotto con le 8 protezioni. In questo periodo post pandemia e diciamo che è un pre-crisi, è un pre-anarchia, è un pre-guerra che si sta aspettando. Il vostro Marietto vi consiglia sempre di seguire le pillole di Descartes e Marietto Veneziano. Grazie, alla prossima, ciao.